Amici di Fanner, buona domenica dal centro sportivo Maurizio Melli. Il V3 Roma Team ha la possibilità di tornare in vetta al girone D del campionato di seconda categoria. Per farlo dovrà superare il Virtus Bocea, nona forza del girone. È la 20ª giornata. No, sei un po' sovraesposto. Tutto pronto per il calcio d'inizio del match. Il primo pallone sarà giocato dalla squadra ospite in maglia gialla, battuto in questo momento il calcio d'avvio. Sarà una partita importantissima, soprattutto per la squadra di casa che, come detto, può tornare in vetta alla classifica, alla luce anche dei risultati dei match giocati ieri, mentre il Virtus Bocea, nona in campionato, ha una posizione tranquilla di classifica. Squadra di casa già tornata in possesso della sfera. Pallone allargato ora su Cervelli, il capitano, che gioca sul suo terzino destro. La verticalizzazione, sempre sull'out di destra. Il pressing dei giocatori ospiti, poi riesce il retropassaggio da parte del numero 7 Ciorciolini e allora si va dall'altra parte del campo dove c'è Rossi che può avanzare palla al piede, c'è campo per il terzino sinistro del V3, pallone in verticale, c'è Sigillino che spara alla porta, si gira bene, poi scarica su Ciorciolini che allarga il gioco sull'out di destra per Muroni che fa partire un traversone respinto, si combatte ora al limite dell'aria, alla meglio il centrocampista del Boccia che poi prova a lanciare lungo un compagno, ha cercato il numero 10 Salvatori, non c'è stata l'intesa tra i due, quantomeno non era preciso a sufficienza il pallone del numero 7 e allora nulla di fatto, ora spreca il possesso anche il V3 Roma Team, sarà rimessa laterale per la squadra ospite. Si ricomincia da dietro, non la buttano ma sbaglia il passaggio il centrale, ora c'è la possibilità di andare per Manelli, fermato però dal numero 2 Cesarei che dunque rimedia al suo errore, ora escono giocatori in maglia gialla, ma ancora V3 che riconquista la sfera. Manelli, la sponda di testa per Monti che controlla col destro, mette dentro ancora per Manelli che aggancia, poi provvidenziale l'intervento da parte del centrale che mette in corner. Primo squillo da parte del V3 Roma Team sul pallone di Monti. Buono il movimento di Manelli che ha ricevuto la sfera, l'ha controllata ed è tornato su di lui provvidenziale il capitano La Vista. Corner ora in favore della squadra di casa. Pallone basso, allontanato, si alza un campanile all'interno dell'area, un altro tocco ad allontanare la sfera. Poi un traversone che parte dalla sinistra, pallone respinto, c'è Manelli in agguato, non riesce a controllare il numero 9, siamo ancora nell'area del Virtus Bocea, però allontana poi il numero 8 della squadra ospite in bastoni. Rimessa laterale per il V3 Roma Team che rimane nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del vantaggio. Si fa vedere Monti che viene servito in questo momento, scambia col compagno impreciso il pallone di ritorno verso Rossi, si scambiano il 5 i due, chiede scusa il numero 8 per il tocco impreciso. Rimessa laterale dunque per il Virtus Boccia col pallone in avanti, interviene di testa il numero 4 del V3, si tratta di Scafetti, mette in fallo laterale. Rimessa battuta, poi tentano l'intesa nello spazio stretto. Ora Rossi protegge il pallone dall'attacco dei due avversari, guadagna un calcio di punizione il terzino sinistro della squadra di casa. C'è Sigillino sul punto di battuta, gioca all'indietro, ricomincia da De Paulis che poi va centralmente da Cervelli.
va lungo il capitano, buona la copertura del terzino sinistro, ancora V3 però, arriva un altro colpo di testa da allontanare, poi pallone in verticale per il numero 10 che gioca di sponda, suggerimento in avanti addirittura con la testa, se la cava Rossi che poi calcia ancora addosso ad un avversario. Sigillino prova a mettere ordine, non c'è l'intesa col compagno, allora può andare via il numero 4 della squadra ospite che poi allarga sulla sinistra dove arriva il numero 3 Bonfranceschi, il quale riesce a guadagnare una rimessa laterale, malinteso tra Scafetti e Sigillino. Rimessa laterale in possesso della squadra ospite che va a battere in verticale, pallone respinto, recupera ora la sfera il V3, prova ad andare via da solo, viene strattonato e arriva anche il primo giallo del match. Fallo subito da Ciorciolini, autore di un'ottima iniziativa, uscito palla al piede da solo, costretto ad essere strattonato dall'avversario che si è preso il primo giallo del match. Non è ancora arrivato il fischio dell'arbitro ad autorizzare la ripresa del gioco. Sul punto di battuta c'è figura. Va dall'altra parte del campo, male. Il lancio a cercare Rossi che comunque apprezza il tentativo da parte del compagno. Andato comunque non a buon fine. Rimessa laterale battuta da Cesarei. Riesce Pratesi a cavarsela in qualche modo, poi interviene Frattini, ancora il pallone in verticale. All'indietro si torna dal numero 1 della squadra di casa che allarga sulla destra per Muroni. Pallone lungo a cercare Manelli, il colpo di testa del numero 6 La Vista, poi allontana il terzino, prova a metterci la testa Procario, ma non riesce a tenerla. Rossi ora sulla sinistra, avanza, palla al piede il numero 3 che poi suggerisce in avanti per un compagno che non c'è. Provano a ricominciare palla a terra con ordine. Ancora il pallone perso però nella propria metà campo, poi arriva un fischio del direttore di gara per il fallo subito da Pratesi. Calcio di punizione in favore del Virtus Boccea quando sono trascorsi 7 minuti di gioco e il risultato è ancora fermo sullo 0-0 qui al Maurizio Melli. Pratesi gioca in verticale per un compagno, tentativo di servire il terzino sinistro sull'out di sinistra appunto. Riesce a guadagnare un buon calcio d'angolo il numero 3 Bonfranceschi. Sarà corner dunque per la squadra ospite. In bastoni si dirige verso la bandierina pronto a battere questo calcio d'angolo. 5 gli uomini pronti a saltare per la squadra ospite. Parte il pallone sul secondo palo, arriva il numero 9 che prova a rimetterla dentro, ma la sfera è uscita. Sia secondo i giocatori del V3, sia secondo il direttore di gara. Si potrà riprendere dunque con una rimessa dal fondo per i padroni di casa. Giocata su Rossi, che aspetta il riposizionamento dei suoi. Sigillino ricomincia da De Paulis, che poi va all'indietro da Cervelli. Muroni. Si fa vedere, riceve, controlla bene Manelli che poi in mezzo a due avversari prova ad andare via. Si libera bene Manelli che tocca per Sigillino, il tiro di Sigillino. Morbido. Facile bloccare per il portiere Istrate. Che poi va al rinvio lungo, De Paulis anticipato dal colpo di testa dell'avversario. Cervelli copre la sfera sull'arrivo di un avversario, fa sua
la sfera a Gerardi, che poi rimette in gioco su Muroni. C'è il suggerimento centrale per Sigillino, lo scarico sul numero 4, ancora Sigillino che allarga bene il gioco dall'altra parte, dove riceve Rossi che ha campo ancora per avanzare palla al piede. Si fa vedere, viene servito centralmente Manelli che prova a scambiare proprio col numero 3, pallone impreciso di Stefano Manelli. Si riprenderà con una rimessa laterale sempre in favore del V3. Battuta da Rossi verso il centro, a cercare figura, l'anticipo, poi il colpo di testa ancora verso Monti. Non va a buon fine, parlano i giocatori del V3, non stanno trovando ancora i giusti meccanismi per inserire seriamente la retroguardia avversaria, che comunque sta reggendo bene pur subendo più di quanto creato, ma questo c'era da aspettarselo. Cervelli è da solo, va in verticale per Monti, che poi tocca per Manelli, il tocco di prima per Figura che la mette giù attaccato da un avversario alle spalle. Calcio di punizione. Sigillino e Figura sul punto di battuta, c'è un uomo della squadra avversaria a pochi metri dal pallone, lo fanno allontanare ora i due giocatori del V3, si allontana Sigillino, sarà Figura col mancino a battere questo calcio di punizione, molto presumibilmente verso il centro dell'area a cercare un colpo di testa. Va Figura, buono il pallone sul secondo palo, non riesce a correggere in rete nessuno del V3, l'ultimo ad essere arrivato sulla sfera era Cervelli, che non ha trovato l'impatto col pallone. Si spegne dunque sul fondo, molto bello il pallone disegnato, la traiettoria disegnata da Figura, che non ha trovato nessun compagno però al centro dell'area. Ancora il pressing proprio di Figura che riesce a conquistare la sfera, poi Manelli cerca l'1-2 con Monti, c'è forse l'ostruzione da parte di un avversario, per il direttore di gara il fallo è del numero 9 del V3. Si riprenderà con un calcio di punizione per il Virtus Boccea tra le proteste di Manelli e Monti, che avevano trovato un buon 1-2, poi il fallo, almeno dal viso del direttore di gara, da parte di Manelli, e dunque calcio di punizione per il Virtus Boccea già battuto. Siamo nell'altra metà campo col tocco all'indietro sul quale Monti prova ad arrivare in anticipo, ma arriva prima il suo avversario in bastoni, il quale viene atterrato e guadagna un calcio di punizione. Pallone corto, capisce tutto, intercetta Sigillino che poi però scivola, e allora ancora Gialli in possesso della sfera. Pallone in verticale, Muroni ci mette il piede ad anticipare l'avversario, controlla ora Ciorciolini sull'out di destra, prova a salire il 7, torna sui suoi passi dopo il ritorno dell'avversario, cambio di gioco sbagliato, ancora Virtus Boccea, numero 9 che prova a muoversi in mezzo a due avversari, poi prova il suggerimento sull'out di sinistra per un compagno, sull'out di destra, pardon. C'è il terzino sinistro invece del V3 Rossi che perde la sfera attaccato da due uomini, traversone verso il centro, interviene De Paulis in raddoppio e mette in fallo laterale. Rimessa battuta corta verso Imbastoni che finta il cross, poi lo prova in un secondo momento, pallone che però sorvola direttamente la traversa della porta difesa da Gerardi, nulla di fatto. 14° minuto al Maurizio Melli, 0-0 tra Virtus Boccea e V3 Roma Team, primo quarto d'ora di gara giocato a ritmi bassi in cui non ci sono state grandi occasioni né da una parte né dall'altra. Squadre che devono sicuramente ancora prendere bene le misure per rendersi maggiormente pericolose. Rossi scambia con De Paulis, il 6 va a lungo a cercare il solito Manelli, il quale in questo momento però non era
in direzione della sfera. Pallone in avanti, buono il movimento del numero 10, c'è Cervelli su di lui, prova la conclusione col sinistro il numero 10 Salvatori. In generale, mettile, tanto poi alla fine è meglio averle che non averle. Rossi prova a verticalizzare col destro, nel suo piede si vede. Laterale per la squadra ospite. Battuta verso Imbastoni che è attaccato da due uomini, prova lo scarico. È laterale per il V3. Rossi, Manelli col petto, poi ancora maglie gialle sul pallone. Rossi all'indietro da Sigillino che controlla, elude un avversario, poi allarga dall'altra parte dove c'è Ciorciolini che controlla, può pensare anche al tiro, prova infatti a calciare, si oppone un avversario che impedisce al pallone di partire, poi ancora numero 4 che lotta sulla sfera, commette fallo su Cervelli, sarà calcio di punizione, non era Cervelli ma Muroni, fatto sta che sarà calcio di punizione per il V3 col cambio di gioco in questo momento, cercare Rossi che deve indietreggiare di qualche metro per arrivare sulla sfera, poi Sigillino scarica su De Paulis che ricomincia da Gerardi nel tentativo di far uscire gli avversari che erano tutti chiusi nella loro metà campo. Muroni ancora in verticale per Ciorciolini, il tocco per Monti, scambiano i due, troppo lungo il passaggio di ritorno cercato da Monti verso Ciorciolini. Ancora nulla di fatto. Rimessa laterale per il Virtus Boccea. Nona in classifica. Squadra. Attenzione ora a Manelli che prova ad andare. Sbagliato ancora il tocco a cercare Monti, dicevamo del Virtus Boccea, una squadra di media classifica. Abbastanza tranquilla la sua posizione arrivati a questo punto del campionato. Diversa la situazione del V3, è stata per tanto tempo in testa e che in questo momento è addirittura quinta, ma che vincendo oggi riuscirebbe ad andare al primo posto in una lotta per la vittoria del girone veramente accesissima, che vede 5 pretendenti. Buono lo scambio tra Monti e Figura, interviene poi un avversario, Figura rinviene sulla sfera, rischiosissimo il passaggio all'indietro, se la cava in qualche modo il portiere, esce, palla al piede anche il Virtus Boccea dopo aver rischiato tantissimo all'interno della propria area di rigore. Poi Ciorciolini scambia con Muroni. Ancora Muroni in avanti, chiuso. Qui il Virtus Boccea si stava per mettere in difficoltà con quel passaggio verso il proprio portiere cercato dal numero 3, se non vado errato. Ha rischiato tantissimo anche l'estremo difensore cercando un pallone rasoterra in verticale anziché spazzare senza fronzoli. Fatto sta che se la sono cavata perché nessun calciatore in maglia nera è riuscito a intervenire e dunque premiato in questo caso il coraggio dei difensori della squadra ospite. Monti allarga ora il gioco su Rossi che è sull'out di sinistra, ancora spazio per andare, aspetta il movimento proprio di Monti e va a servirlo ora. Monti può andare all'1 contro 1 con l'avversario, rientra sul destro, pensa al cross, parte il pallone, l'acrobazia di Figura che colpisce il palo, vicinissimo a un gol fantastico Figura. Poi il numero 4 cambia gioco dall'altra parte. Fantastica l'acrobazia del numero 10 che ha colpito il palo e poi è tornata in campo
si sta accendendo la sfida, ottimo il movimento di Monti, buono anche il traversone verso il centro, ma il gesto più bello è stato sicuramente quello di Figura, che con un'acrobazia è andato vicino a un gol che sarebbe stato sicuramente difficile da dimenticare. Sfortunato nel trovare il palo, fortunata la squadra ospite che ora prova a spingersi nella metà campo avversaria con la numero 11, c'è il movimento del 10 di Salvatori, arriva De Paulis puntuale in anticipo, lo chiude in rimessa laterale. Laterale battuta corta verso Imbastoni, attaccato come sempre da due uomini, prova ad andare verso la bandierina, a cercare forse un calcio d'angolo, sul suo tentativo di traversone però non c'è nessun intervento della difesa di casa, si riprenderà dunque con una rimessa dal fondo già battuta da Gerardi, che è andato ad allargare il gioco su Muroni, lungo il 2. Se la cava la difesa, può ricominciare da dietro. Virtus Boccea con il suo playmaker Pratesi al centro del campo che scambia col terzino sinistro, poi pallone in verticale, non riesce a uscire bene la difesa. Ancora Virtus Boccea in possesso. Termina però oltre la linea del fallo laterale il pallone e allora sarà rimessa per la squadra di casa. Battuta verso Cervelli che scambia proprio con Muroni, il quale poi va a lungo a cercare Manelli. Pallone troppo lungo per Manelli, prova ad arrivarci Monti, fa buona guardia alla difesa e poi il colpo di testa di Mechelli all'indietro permette a Istrate di rimettere in gioco il pallone proprio verso Pratesi, che poi va a giocare sulla vista. Lungo il pallone a cercare Salvatori che prova a spizzare di testa, De Paulis se la cava sull'arrivo di Procario. Ancora ospiti però in possesso della sfera con Salvatori che si gira, prova a cercare Imbastoni che prova ad andare ancora in verticale. Era veramente difficile trovare un compagno in quella situazione. Ora il fallo è di Stefano Manelli, sarà calcio di punizione per la Virtus Boccea, che dopo aver rischiato di andare sotto ha avuto 2 minuti molto buoni in cui ha provato a spingersi con insistenza nella metà campo avversaria senza però trovare nessuna conclusione verso la porta di Gerardi. Sono ancora in possesso della sfera però i giocatori in maglia gialla, De Paulis in anticipo su Salvatori. Pallone troppo lungo per Monti e che dunque può essere controllato dal numero 2 Cesarei, il quale gioca con la vista, il quale allarga a sinistra. Pallone centrale, recuperato dalla V3, poi Imbastoni, in mezzo a due va via bene. Cerca l'1-2 con un compagno De Paulis, ancora ottimo in anticipo. Va via il numero 3 Rossi, c'è anche Monti sulla sinistra, Rossi si allunga troppo la sfera, viene poi fermato. Per sua fortuna non va a buon fine il tentativo di ripartenza del Virtus Boccea. Rimessa laterale per la V3 quando sono 23 i minuti trascorsi, il risultato è ancora di 0-0. Pallone di Figura ad aprire il gioco, Rossi prova a tenerlo vivo, ce la fa. Sigillino. Rossi alza la sfera verso Manelli, che la solita sponda di petto per Figura, poi apre il gioco dove c'è Rossi che mette il rasoterra verso il centro, allontana la difesa. Imbastoni, verticalizzazione per Procario, attaccato da 2 uomini, interviene su di lui il numero 4 Scafetti che costringe il 9 ad accontentarsi della rimessa laterale, battuta proprio verso Procario che poi va via a Salvatori anche, supera 2 sullo stesso pallone, ha recuperato la sfera la squadra di casa, Scafetti in verticale per Moretti. È suo l'ultimo tocco,
sul tentativo di allontanare di Pratesi. Rimessa laterale per la Virtus Boccea con Imbastoni che gioca in verticale per il numero 4, si fa vedere sulla sinistra e viene servito Bonfranceschi che può andare all'1 contro 1 con un avversario, rientra sul destro, prova a calciare, sfera che si abbassa, buon tentativo da parte del numero 3. Sigillino non se la sente di alzare un altro pallone, preferisce giocare a terra su Muroni, poi Figura va in verticale verso Manelli, come sempre col petto verso Ciorciolini, il quale scarica su Figura, c'è Rossi solo dall'altra parte, preferisce andare centralmente Figura ma viene fermato, attenzione perché situazione di 3 contro 2 con il numero 9 Procario che prova ad andare all'1 contro 1 con De Paulis, che è stato fino a questo momento semplicemente perfetto. Lo chiude nuovamente il 6 e allora rimessa laterale. De Paulis, che non era tra i titolari per questo match, è entrato negli 11 titolari a causa di un risentimento fisico di Giovannetti, e allora finora non sta facendo sentire la mancanza del compagno. Pallone verso il centro, Rossi allontana, poi Imbastoni viene chiuso, c'è la possibilità per Sigillino di cercare Manelli, pallone decisamente fuori misura da parte dell'11 che chiede scusa. Abbiamo fatto la sinistra, stiamo a fare gol, non avete capito? Se lui ti dà profondità, tu giochi dietro. Dai regà. Chiedi dov'è, che più tu, chiedi dov'è, vieni, più avanti. Laterale, battuta su Imbastoni, attaccato da Sigillino, se la cava Lotto che poi gioca ancora verso un compagno che vince un rimpallo, poi prova ad andare via anche a Rossi, finisce per sua sfortuna il campo. Buona iniziativa comunque di Aiello. Rossi alla battuta con le mani, lunga a cercare Sigillino che ha la possibilità di controllare male, però impreciso oggi Sigillino. Può andare Salvatori in profondità per Precario che in una buona posizione, arriva il solito De Paulis che sta decisamente disputando una partita inappuntabile sotto il punto di vista della copertura. Ha avuto vita difficilissima finora Procario, qui poteva essere pericoloso il numero 9, ma De Paulis ha impedito nuovamente che avesse la possibilità di calciare verso la porta di Gerardi. Corner ora in favore della squadra ospite, sul punto di battuta c'è Pratesi. Pallone basso sul primo palo, attenzione al tocco sbagliato proprio da un difensore della V3, occasione clamorosa per il Virtus Boccea. Angolo battuto nuovamente corto ora su Imbastoni, Monti si oppone, ancora Imbastoni, mette questo traversone sul secondo palo, a vuoto Gerardi e il colpo di testa sul fondo, vicinissima nuovamente al vantaggio la squadra ospite. Incredibile l'errore di Sigillino, che è impreciso, è stato impreciso più di un'occasione oggi. Qui un suo errore poteva costare veramente il gol al V3, che poi è andato vicino allo svantaggio nuovamente sul secondo calcio d'angolo. Pericolosissima la squadra di casa, ancora non si capacita dell'errore commesso Procario. Era andato a vuoto Gerardi. Grandissima opportunità per Virtus Boccea. Ora la vista, se la cava con un pallone comunque rischioso sull'auto di destra per l'11 che verticalizza. De Paulis è solo, può metterla giù. Gioca sulla sinistra dove c'è Rossi,
che avanza palla al piede, prova a farsi vedere Manelli che viene servito con un pallone però fuori misura, ancora l'intervento di La Vista, poi Procario prova a lanciare Salvatori, Gerardi sembra essere in anticipo, va comunque con i piedi, non fidandosi di aspettare il pallone all'interno dell'area. Giorciolini tocca all'indietro, Cervellic mette il piede ma non riesce a indirizzare verso un compagno, allora ancora Salvatori, attenzione al tacco del numero 10 che non si era accorto di essere solo e di poter tranquillamente controllare la sfera. Rossi, Sigillino, dall'altra parte è libero e viene servito in questo momento Muroni che controlla, avanza palla al piede, poi prova a cercare sullo stesso lato Giorciolini, il quale combatte con un avversario, poi scarica su Figura che prova a imbeccare verticalmente Manelli, il tocco di Manelli ancora per Sigillino dall'altra parte del campo, ovvero sull'out di sinistra, c'è anche Monti in aiuto, Sigillino prova a fare tutto da solo, perde l'1 contro 1 contro Di Noia che lo chiude bene e guadagna la rimessa dal fondo per i suoi. Insufficiente finora la gara di Sigillino, mentre c'è anche un cambio di pallone voluto dal portiere della squadra ospite che va in questo momento al rinvio. Proprio Di Noia non riesce a colpire, Rossi allontana. Pallone per il numero 5 che va a trovare in verticale Salvatori, scarica sulla destra per Cesarei, c'è Procario dall'altra parte del campo, nessuno verso il centro dell'area per la Virtus Boccia, però allora devono provare a scambiare nello stretto. Procario e Di Noia era andato a buon fine l'1-2, poi nel tentativo di incursione centrale da parte di Procario c'è stato l'intervento del solito De Paulis, la tiene in gioco ora Di Noia che mette il pallone verso il centro, sicuro Gerardi in anticipo sull'avversario che stava arrivando da dietro, si trattava di Bonfranceschi. Quando il pallone è però nell'area di rigore del V3 c'è sempre qualche brivido. Ora lo scontro fortuito tra Giorciolini e un avversario, per il direttore di gara non c'è nulla. Allora verticalizzazione a cercare Manelli, poi Monti, tocca proprio per Manelli che prova col sinistro una conclusione sicuramente difficile, pallone che non si abbassa a sufficienza e termina alto. Può rimettere in gioco l'estremo difensore del Virtus Boccea, contrasto in mezzo al campo, il fallo è di Figura che chiede al direttore di gara qualche spiegazione. Non ha dubbi l'arbitro che autorizza i gialli a riprendere il gioco con un calcio di punizione battuto verso i bastoni che non ha sbocchi, allora scarica per Cesarei che prova ad alzare questo pallone verso nessuno. Sigillino recupera e prova a imbeccare in velocità Manelli. C'è Monti che va verso il centro dell'area, Manelli prova ad andare via Cesarei nell'1 contro 1, poi arriva un compagno, il raddoppio che riesce a fermarlo. Sigillino prova ad andare via, c'è l'intervento di Pratesi su di lui, per l'arbitro non c'è stato nessun contatto falloso, sarà rimessa laterale per il Virtus Boccea. 33 minuti sul cronometro, 0-0 tra V3 Roma Team e Virtus Boccea, gara che si è accesa nell'ultimo quarto d'ora, dopo un primo quarto d'ora un po' lento, ma ancora nessuna rete. Ora Cervelli guadagna un calcio di punizione, c'è Sigillino sul punto di battuta.
Calcio di punizione per il V3. Sigillino va da Muroni che ha cambiato fascia, figura, verticalizza, Manelli il tentativo di sponda sul quale Monti non riesce ad arrivare, ancora Muroni intercetta. Riescono a uscire ora i gialli, poi il 4 combatte, guadagna un buon calcio di punizione. Fallo subito da Scafetti, punizione battuta veloce, all'indietro verso Giorgiolini che apre il gioco dall'altra parte dove si è spostato Rossi, fa partire un traversone buono col destro, Scafetti colpisce di testa ma non verso la porta avversaria. Ancora rimessa Nera, pallone centrale, si combatte, poi ancora Virtus Boccia in possesso della sfera, Pratesi per Imbastoni che va direttamente lungo a cercare la corsa di Salvatori, Cervelli ci mette la testa e poi subisce anche un fallo. Bravo qui il capitano del V3 Roma Team, calcio di punizione in suo favore. Giorgiolini va dall'altra parte del campo dove c'è Muroni che controlla, chiede supporto a Sigillino che scarica verso De Paulis, si fa vedere ancora l'11 ma De Paulis preferisce andare dall'altra parte dove c'è Rossi, pallone non precisissimo, Rossi riesce comunque ad arrivarci, poi verticalizza, Pratesi fa buona guardia, si ricomincia da De Paulis, Muroni ha spazio per andare, si appoggia centralmente su Sigillino che cambia gioco a cercare Rossi, il controllo di Rossi, ancora tentativo di verticalizzazione, chiuso però. Allora pallone alzato verso il centro, facile da controllare per il portiere ospite. Va lungo Imbastoni, sulla corsa di Procario c'è De Paulis in anticipo che copre bene, mette in fallo laterale. Laterale battuta ancora verso Imbastoni che con una finta di corpo riesce ad andare via bene. Ancora numero 8 che prova a premiare il movimento di un compagno sulla sinistra, pallone verso il centro e allontana De Paulis. Buona l'iniziativa di Imbastoni, meno buona la fase difensiva del V3 in questa occasione. Figura. Pallone dall'altra parte dove c'è Monti che può andare all'1 contro 1 con un avversario. Monti pensa alla conclusione, la prova. Morbido, è facile questo tiro da controllare. Attenzione. Rosso. Cartellino rosso per bestemmia per Sigillino. No, rifacciamo. Cartellino rosso per bestemmia per Ciorciolini al 37esimo. Arriva anche un giallo per figura, un po' di nervosismo ora col direttore di gara che si sta dimostrando rigido. Continuerà dunque con un uomo in meno la partita del V3 Roma Team negli ultimi 6 minuti di questo primo tempo e per tutta la ripresa.
Lancio lungo ora, a cercare Salvatori, no, Procario che spizza di testa senza trovare il compagno. Allora Figura, attaccato alle spalle, riesce a verticalizzare, a cercare Manelli che a tu per tu con un avversario prova a controllare, mette giù la sfera in area di rigore, va sul mancino, calcia, pallone che colpisce la traversa e poi Monti addosso a un avversario, vicinissimo ancora al gol, il V3 Roma Team, clamorosa occasione per Manelli e per Monti. Secondo palo colpito dalla squadra di casa che proprio dopo essere andata in inferiorità numerica, essere passata con un uomo in meno, poteva andare in vantaggio. Attenzione al corner ora verso il centro, ci mette la testa Procario e chiude ancora in calcio d'angolo. Vorrebbe chiudere il primo tempo in vantaggio il V3 per poi poter gestire meglio anche l'inferiorità numerica nel secondo tempo. Figura sul punto di battuta, pallone corto sul primo palo, ci mette la testa un avversario, ancora Figura, alza questa volta la sfera, ma ancora maglie gialle sul pallone. De Paulis allarga sulla destra, dove Rossi era però in posizione di offside, salita bene la linea difensiva del Virtus Boccea. Calcio di punizione per fuorigioco in favore del Virtus Boccea, rinvio lungo, va all'estremo difensore, pallone non troppo lungo, in realtà Sigillino combatte con i bastoni al centro del campo, conquista per un attimo la sfera, poi atterrato, guadagna un calcio di punizione. Figura sul punto di battuta, tocca per Sigillino, ancora Figura a ricevere, in avanti verso Manelli che controlla spalla alla porta, prova a girarsi, va via sul mancino, prova la botta deviata, poi allontana la difesa. A tratti incontenibile Stefano Manelli. Cervelli lascia l'incarico di battere la rimessa a Rossi. La posizione della rimessa viene corretta dal direttore di gara, può andare con le mani il numero 3, lungo a cercare Monti, anticipato di testa da un avversario, poi allontanato il pallone, Cervelli in anticipo, sbaglia però il tocco, allora Salvatori allarga dall'altra parte dove c'è Di Noia, scambia con Imbastoni, verticale per Procario che in mezzo a due si defila sulla destra, poi prova a toccare ancora per Imbastoni, arriva Murano che mette in calcio, in rimessa al fallo laterale, Muroni. Buono il suo intervento, laterale battuta verso Imbastoni che con una finta di corpo va via bene, mette questo pallone sul secondo palo col mancino. Bravo Gerardi a bloccare e poi a rimettere in gioco dove c'è solo Manelli che corre per provare a tenerla viva. Riesce a tenere il pallone in gioco e anche guadagnare una rimessa laterale. Bravo il numero 9 a cui ora, data l'inferiorità numerica, verrà chiesto anche un maggiore sacrificio. La risposta finora è stata sicuramente positiva da parte del numero 9, miglior marcatore del V3 Roma Team. Rimessa battuta da Muroni verso Manelli che di testa all'indietro non trova un compagno. Poi Sigillino va a lottare, riconquista la sfera, va bene via Sigillino che mette verso il centro una serie di deviazioni e poi sarà calcio d'angolo. Sul punto di battuta c'è Sigillino che mette questo pallone sul secondo palo, non ci arriva Rossi per una questione di centimetri.
Un minuto di recupero indicato ora dal direttore di gara. Dunque, ultimo giro d'orologio prima della fine di questo primo tempo, che si sta per chiudere a reti inviolate fra V3 Roma Team e Virtus Boccea. Scafetti combatte con un avversario, non guadagna neanche il calcio di punizione, però non arriva neanche in questa occasione il fischio dell'arbitro, le cui decisioni non sono sempre state gradite ai padroni di casa, in particolare quella dell'espulsione, ricordiamola, ricevuta da Ciorciolini. Pallone in avanti, De Paolis colpisce di testa, Figura non riesce ad anticipare l'avversario, allora ancora Virtus Boccea con Imbastoni che tocca in verticale per un compagno, ancora a cercare Procario che era in posizione di offside. Cervelli, avanza palla al piede, devono velocizzare perché sta per arrivare il fischio del direttore di gara, ci mette la testa in Bastoni, sarà fallo laterale per il V3 Roma Team. Con le mani Rossi, in verticale verso Monti che controlla, va via sulla destra, viene chiuso ancora in fallo laterale per l'arbitro, non c'è più tempo. Finisce 0-0 il primo tempo tra V3 Roma Team e Virtus Boccea. Tutto pronto per la ripresa del gioco e per l'inizio del secondo tempo qui al centro sportivo Maurizio Melli. La gara è quella tra V3 Roma Team e Virtus Boccea. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate 0-0. Col V3 è andato due volte, clamorosamente vicino al vantaggio. Ha colpito ben due legni e ora il secondo tempo dovrà giocarlo anche con un uomo in meno, perché al 37esimo minuto è arrivato il cartellino rosso per bestemmia ai danni di Ciorciolini e dunque in 10 i padroni di casa, che hanno bisogno, ricordiamolo, dei 3 punti per riportarsi in vetta al girone D del campionato di seconda categoria. Sono in possesso i ragazzi in maglia nera col pallone giocato sull'out di destra, dove si fa vedere Rossi che verticalizza verso Manelli, mette giù il 9, poi non riesce a controllare, prova ad arrivare Sigillino che scarica ancora su Rossi, va via il 3, poi anche un tunnel ai danni di un avversario, viene esteso calcio di punizione. Il solito Figura sul punto di battuta, va a battere sul secondo palo, il portiere in presa non sicurissima, sfera che rimane lì e il pallone che sfiora il palo e termina sul fondo vicino al gol il V3 Roma Team dopo 2 minuti del primo tempo. Ora Imbastoni allarga per un compagno, riceve ancora il numero 8, va a verticalizzare per il 4, era in fuorigioco, l'ha visto il direttore di gara, fischiato forse con un po' di ritardo, perciò mugugnava la panchina della squadra di casa, ma è arrivato il fischio del direttore di gara a segnalare l'offside di il numero 4 della squadra ospite. Ora si combatte al centro del campo. Salvatori va via, si defila sulla sinistra, aspetta l'arrivo di un compagno, poi torna all'indietro e ricomincia da il numero 2 Cesarei, il quale allarga sulla destra, pallone alzato, colpo di testa ad allontanare da parte di De Paolis, ma era in fuorigioco. Procario si riprenderà con un calcio di punizione in favore del V3.
Pallone in avanti, Manelli spinge. Fallo del numero 9, calcio di punizione per il Virtus Borcea. 3 minuti della ripresa sono trascorsi. È andato già vicino al gol il V3 Roma Team. Attenzione buona al fraseggio, può andare Aiello sull'out, leggermente rifilato sulla sinistra, calcia e la buona risposta da parte di Gerardi. Beccato bene il numero 4 Aiello dopo una serie di passaggi, un ottimo scambio con il compagno e il diagonale però non è riuscito a superare Gerardi. Ora corner in bastoni sul secondo palo, il colpo di testa di Cervelli ad allontanare sfera che però è ancora nei pressi dell'area di rigore del V3 con in bastoni che va a rimettere verso il centro. Capitano di testa Cervelli, poi si torna da Gerardi che può ricominciare allargando sulla sinistra per Muroni. Si va a vedere centralmente Figura che va a lungo a cercare Manelli, pallone leggermente fuori misura, colpo di testa di un difensore, poi avanza ancora Aiello che va in avanti, non c'è nessuno però malinteso tra lui e Salvatori, può ricominciare De Paulis. Muroni a campo sulla sinistra, sbaglia il passaggio. Procario, ancora De Paulis su di lui, alla meglio il numero 6 che ha vinto tutti i contrasti col suo diretto avversario finora. Figura, De Paulis, gioca su Monti che combatte, poi arriva Sigillino in suo aiuto, sulla destra si fa vedere Rossi che viene servito in questo momento, scarica su Scafetti che prova a cambiare gioco dall'altra parte, tocco fuori misura, copre bene la difesa e poi allontana in bastoni. Gerardi, De Paulis, attaccato Figura, subisce fallo, calcio di punizione per la squadra di casa. Il mancino di Figura a cercare Manelli che mette giù col petto, spalla alla porta. Si fa vedere Sigillino che viene servito, prova a servire ancora Manelli, non si chiude il triangolo e allora in bastoni può provare a far ripartire i suoi, riesce a servire in qualche modo Aiello, poi pallone sull'out di sinistra, recupera la sfera Rossi che prova ad andare via bene, ancora il numero 3 a campo, può calciare, prova a superare un altro avversario, poi viene attirato nel rigore ma si gioca, Manelli calcia ancora addosso un avversario, poi interviene il portiere, qualche polemica per la caduta di Rossi in aria, non protesta però il numero 3, protestano i suoi compagni e la panchina. Probabilmente non c'erano gli estremi per un calcio di rigore, l'ennesimo anticipo di De Paulis che va a rimettere in gioco, a rimettere in movimento, scusate, proprio Rossi che poi va centralmente da Figura, il quale allarga bene sulla sinistra per Muroni. 1 contro 1 del 2 che va via, poi fa partire un traversone impreciso, Sigillino può controllare ma viene fermato, allora ancora De Paulis che ricomincia mettendo in movimento Rossi in leggero ritardo, riesce ad arrivare comunque sulla sfera, poi tocca l'indietro verso Scafetti, prova a servire tra le linee Sigillino, in qualche modo il pallone arriva dal numero 11 che poi va da Monti che mette in mezzo, chiude bene il portiere della squadra di ospite che blocca la sfera sul timido traversone rasoterra di Monti e va al rinvio. Cervelli di testa spinto da Salvatori, non secondo il direttore di gara. De Paulis
Muroni, c'è un uomo a terra forse, pallone che viene buttato fuori. Si è fatto male. Si è fatto male il numero 6 della squadra ospite, ovvero La Vista, il capitano, che abbandona il campo lasciando il posto al numero 16 Prezioso. Dunque la difesa rimane comunque a 4, con Bonfranceschi terzino sinistro e Cesarei che va a fare il centrale. Figura, pallone in verticale, buona ancora la copertura di Noia. Poi Pratesi, pallone sulla destra per Procario che tocca per Imbastoni che dall'altra parte trova libero il numero 3 Bonfranceschi, il quale perde la sfera, pallone in verticale per Manelli, partito in posizione di fuorigioco secondo il direttore di gara. Le proteste di Monti, è sicuro l'arbitro. Ripartito il Virtus Boccea, male il tocco all'indietro di Prezioso che perde il suo primo pallone giocato. Allora Sigillino sbaglia il tocco in verticale, fa buona guardia Mechelli. Poi Pratesi, buono il pallone in verticale per Salvatori, Cervelli è su di lui, 1 contro 1, Salvatori contro Cervelli, rientra sul destro, calcia, buona la copertura del capitano del V3, poi arriva in Bastoni a tenere vivo il pallone, tocca all'indietro su Pratesi che allarga il gioco dall'altra parte dove si fa vedere Di Noia. Buono il controllo dell'11 che poi torna dal 7, ancora sulla destra c'è libero Procario che viene servito. Procario contro Muroni, cerca il fondo, il 9, poi prova a far partire un traversone, guadagna un buon calcio d'angolo. 10 minuti trascorsi in questo secondo tempo, è pronto un cambio anche nelle file del V3 Roma Team con Colarusso pronto a fare il suo ingresso. Ci sarà prima il calcio d'angolo in favore del Virtus Boccea. Pratesi sul punto di battuta, va corto, Procario prova a mettere il pallone col tacco, rimessa dal fondo. Vediamo se arriverà ora il cambio nelle file della squadra di casa. No, non viene ancora chiesto da parte dei dirigenti della squadra in maglia nera. Allora si può giocare con Figura che controlla il pallone al centro del campo, scambia con Sigellino, il quale apre sulla destra dove si fa vedere Rossi, la verticalizzazione di Rossi verso Monti che prova ad andare via ad un avversario sull'out di destra, cade ma si rialza, cade di nuovo e allora arriva il fischio del direttore di gara. Cinque uomini a saltare con Rossi al limite dell'area sul quale arriva ora la marcatura di un avversario. Allora va dentro l'area di rigore il numero 3, Figura pronto a battere col mancino, pallone sul secondo palo, il colpo di testa e il vantaggio del V3 Roma Team col colpo di testa sul secondo palo del capitano Cervelli. 1-0 per il V3 Roma Team dopo 13 minuti della ripresa. Decisamente merito anche dell'ottimo pallone messo sul secondo palo da Figura.
che col suo mancino ha disegnato una traiettoria deliziosa per il colpo di testa di Cervelli, che è arrivato sul secondo palo concludendo in rete. E dunque vantaggio della squadra di casa, che nonostante l'inferiorità numerica, attenzione ora al pallone dentro, il colpo di testa e la grande risposta da parte di Gerardi. Ecco, questo è il segnale che la gara non è assolutamente finita e che proprio l'inferiorità numerica di cui stavamo parlando potrebbe pesare. Monti combatte con un avversario, guadagna la rimessa laterale, l'ultimo tocco è di Bonfranceschi. A battere la rimessa c'è Rossi che va verso Monti, mette giù col petto Lotto, poi attaccato alle spalle, non c'è nessun intervento falloso ai suoi danni, si riprende con una rimessa laterale. Pratesi gioca con Imbastoni che viene atterrato da Figura che arrivava da dietro. Attenzione perché l'arbitro ha messo per un attimo mano al taschino, ma è già ammonito il numero 10 e arriva in questo momento il giallo per Figura, già ammonito. Ci ha messo un po' di tempo e il rosso ora per Figura. Secondo rosso nelle file del V3 Roma Team, espulso. Non perdete la testa, stiamo col cervello. Non perdete la testa, è inutile. Schifo fai, se devo sbagliare. Fai schifo, arbitro. Il primo giallo per Figura era arrivato proprio in occasione dell'espulsione di Ciorciolini, ora è arrivato anche il secondo per il numero 10. 9 contro 11 nell'ultima mezz'ora qui al Centro Sportivo Maurizio Melli, col Virtus Boccia alla ricerca del pari e il V3 Roma Team che dovrà difendersi. E difendere il vantaggio arrivato pochi minuti fa col gol di Cervelli. Ora Imbastoni, pallone verso il centro dell'area, c'è un fuorigioco visto dal direttore di gara e allora calcio di punizione. Calcio di punizione per la squadra di casa che ora lascia Manelli solo in avanti. È un vero e proprio 4-3-1. Ancora Manelli, recupera la sfera il numero 9, serve sulla sinistra Sigillino che controlla, mette ancora verso il centro, l'intervento provvidenziale di un difensore, ma non è finita perché c'è Monti che può mettere verso il centro, pallone respinto, ancora Monti, calcia, blocca sicuro il portiere. Imbastoni. Avanza il numero 8 che ora a campo, chiaramente avranno più spazio a disposizione gli uomini in maglia gialla in quest'ultima mezz'ora di gara. Bonfranceschi sulla sinistra, allarga verso Aiello che può puntare un avversario, cerca l'1-2, viene chiuso però bene da Scafetti, poi ancora Bonfranceschi, rinviene su di lui Rossi, l'ultimo tocco è di Rossi, allora calcio, rimessa laterale, battuta già, l'intervento di Sigillino a chiudere. Pericolo allontanato ma non del tutto perché la sfera è ancora tra i piedi dei giocatori del Virtus Boccea. Pratesi alza questo pallone verso un compagno, Cervelli interviene di testa, un rimpallo con un compagno permette a Gerardi di controllare la sfera. Va a lungo l'estremo difensore a cercare Manelli che fa sportellate con un avversario, poi il colpo di testa all'indietro per il portiere della squadra ospite che rimette in gioco verso Di Noia, si fa vedere centralmente Pratesi. Ancora il 7,
A lui il compito di impostare. Prova ad andare sull'out di destra verso Di Noia, che controlla da un'occhiata al centro, prova ad alzare questo pallone, interviene De Paulis, sfera che rimane pericolosamente lì, buona per Salvatori che cerca lo spazio per la conclusione col destro, termina alta sopra la traversa. Intanto dopo il gol dell'1-0 non è più entrato in campo il numero 18 del V3 Roma Team, sembra ora essere pronto a entrare il numero 15, mentre c'è un altro cambio nelle file della squadra ospite. Che prova a cambiare qualcosa, cambiare le carte in tavola alla ricerca del pareggio con l'ingresso di Martucci. Proprio Martucci scarica ora all'indietro verso Di Noia, si va a vedere centralmente in bastoni, chiuso bene, può partire Manelli, c'è Scafetti in suo aiuto, non va a buon fine il tocco di Manelli, poi interviene Aiello che si prende il cartellino giallo. Ventesimo minuto in corso, 25 alla fine della gara. Arriva ora probabilmente il cambio nelle file del V3. No, continua il riscaldamento di Ventrella. Perdiamo la destra, Facchina! Giova! Poi sta tutti zitti, non perdiamo la destra! Calcio di punizione. Sul punto di battuta c'è Sigillino. Gioca indietro su Muroni. Riceve ancora il numero 11 che poi va via bene ad un avversario sulla sinistra. Sono due in questo momento su di lui. Vediamo se riesce a guadagnare una rimessa laterale. No, è del Virtus Boccea, la rimessa in gioco con le mani, mentre arriva in questo momento il cambio nelle file del V3 Roma Team. Fa il suo ingresso il numero 15 Ventrella, abbandona il terreno di gioco il numero 8 Monti. Ha dato tanto Monti. Finisce qui la sua partita, inizia quella di Ventrella, mentre c'è un controfallo e dunque la rimessa passa in favore del V3 Roma Team. 22 sul cronometro. Si accerta di quale sia la posizione Muroni, che poi va a rimettere in gioco con le mani verso Manelli, che ha la possibilità di girarsi e di calciare. Buona l'iniziativa del numero 9, tiro alto. Corner in favore del V3.
sul punto di battuta Sigillino che batte sul secondo palo dove c'è ancora Cervelli che questa volta non riesce a impattare a causa dell'anticipo di un avversario. La tiene ancora viva però il 5 che riesce a guadagnare una rimessa laterale. Pallone lungo verso il centro dell'area, ancora a cercare Manelli che questa volta non riesce a controllare. Allora Salvatori, beccato da Procario, prova ad andare via il numero 10 diventato capitano dopo che ha abbandonato il gioco il numero 6. Allora Bonfranceschi sul lato di sinistra, attaccato proprio dal neoentrato Ventrella, perde la sfera, può andare Manelli, arriva su di lui il numero 5 che mette in fallo laterale. Rimette in gioco con le mani Rossi verso Manelli che controlla, spalla alla porta, si gira, calcia col sinistro. Ciabatta alla conclusione il numero 9 che riesce comunque sempre a trovare lo spazio per girarsi. Fisico imponente, tecnica che sicuramente non manca, giocatore anche giovane, Manelli, classe 92. Pallone ora per il Virtus Boccea che prova a impostare una manovra d'attacco. Tutti gli uomini di movimento della squadra in maglia gialla sono nella metà campo avversaria. Pallone sulla destra, tentativo di triangolo, chiuso bene dalla difesa del V3 Roma Team. Ancora Imbastoni sul pallone. Trova centralmente Aiello, scarica col numero 4. Poi cambio di gioco ma riuscito. Regala a Manelli la possibilità di contropiede. Sono 3, va via uno Manelli, va via anche al secondo vincendo un rimpallo. Manelli è tu per tu col portiere, fa fuori anche il portiere, viene atterrato, ma non c'è il fischio del direttore di gara. Non c'è il fischio del direttore di gara e dunque riprende il gioco. Pallone in verticale. Attenzione ora al Prezioso che prova ad andare via, chiude Cervelli e mette in calcio d'angolo. Siamo pronti a un finale accesissimo. Ancora un giallo, questa volta per De Paulis. Manelli si è rialzato in questo momento. Corner per la squadra ospite. Area folta di uomini. Bisogna attendere il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Pallone verso il centro dell'area, Aiello anticipato, sale la linea del V3, pallone sulla destra, si spegne oltre la linea di fallo laterale. Clamorosa occasione per Manelli pochi istanti fa, andato via a 2 avversari, poi andato a terra, finito a terra in area di rigore. Non c'è stato nessun fischio da parte del direttore di gara e dunque ancora 1-0 tra V3 Roma Team e Virtus Boccea al 27esimo del secondo tempo. Pallone per gli ospiti, verso il centro, l'anticipo ottimo da parte di Rossi. Ventrella rientra e serve Sigillino. Va via di un avversario l'11. Manelli prova a cercare la profondità, Sigillino non lo serve, poi perde la sfera. Prezioso prova ad andare via, toccato duro da Rossi. Calcio di punizione. Imbastoni sul punto di battuta. Invita i compagni ad andare al centro dell'area. Parte Imbastoni, pallone sul secondo palo, il colpo di testa e sfera che termina alta sopra la traversa, ci ha provato Procari.
Va lungo Gerardi sulla sinistra, Sigillino prova a tenerla in campo, non ce la fa, pallone difficilissimo da controllare per il numero 11, rimessa laterale per il Virtus Boccea, arriva un fischio del direttore di gara, ancora controfallo e dunque passa nuovamente nelle mani della squadra di casa la rimessa col laterale. Ancora battuta verso Manelli che combatte con due avversari e guadagna nuovamente un'altra rimessa laterale, guadagnando metri per la sua squadra. Fondamentale ora il lavoro del numero 9 per il V3 Roma Team nei 17 minuti che rimangono, più eventuale recupero alla fine della gara. Ancora a terra Manelli che riesce ad appoggiare all'indietro per Sigillino che poi allarga sulla sinistra. Il traversone di Muroni, Ventrella non ci arriva, pallone che sfila sul secondo palo dove c'è l'estremo difensore del Virtus Boccea che controlla con le mani, rimette in gioco verso Aiello, ha spazio per salire il 4, tocca su Imbastoni che allarga sulla destra dove c'è il numero 14, pallone in verticale Di Noia, tocca su Salvatori, cerca lo spazio per la conclusione, timido il destro di Salvatori, può bloccare Gerardi. Può andare al rinvio Gerardi, Di Noia ci mette la testa, Imbastoni il petto per ricominciare da terra. Ancora Imbastoni, si può muovere senza ostacoli data la superiorità numerica per i suoi. Martucci in verticale, prezioso lo scarico che non riesce, Ventrella interviene e poi allontana nella terra di nessuno. Imbastoni allarga sulla sinistra per Di Noia, prova a giocare centralmente verso Salvatori, il tocco solo per un attimo di Sigillino, poi ancora Salvatori, allarga dall'altra parte dove c'è Bonfranceschi, dentro per Aiello, il contrasto con De Paulis, alla meglio il 6 che poi allontana in fallo laterale. Crampi per De Paulis. Rimessa battuta, interviene Muroni, gioco pericoloso, calcio di punizione in favore del Virtus Boccea. Tutta la panchina della squadra di casa in piedi a vivere la tensione di questo ultimo quarto d'ora. Calcio di punizione per il Virtus Boccea, battuto verso il centro, pallone che sfila e viene poi allontanato verso Manelli che prova ad andare da solo contro Bonfranceschi che da dietro interviene abbattendolo. Inevitabile il cartellino. Arriva il giallo sacrosanto per Bonfranceschi che era già ammonito e dunque abbandona il terreno di gioco. Terza espulsione del match, prima per il Virtus Boccea e ora si continuerà a giocare in 10 contro 9. Tredici. 13 più o meno.
Rossi va a battere sul secondo palo, la fa sua il portiere. Inferiorità numerica dimezzata per il V3. Ora attenzione a Prezioso, fuori gioco segnalato dal direttore di gara. C'è un cambio, il secondo nelle file della squadra di casa. Abbandona il gioco Scafetti. Il numero 4 del V3 Roma Team abbandona il terreno di gioco. Al suo posto entra ora Colarusso. Manelli all'indietro per Sigillino, che ha il tempo per ragionare e ricominciare da De Paulis. In verticale a cercare il neo entrato Colarusso, che tocca il suo primo pallone del match verso Muroni, che alza un traversone sul quale il portiere fa buona guardia e blocca. Poi Procario, arriva Rossi che non riesce però a sottrargli la sfera. Aiello in bastoni, si fa vedere sulla destra e viene servito Di Noia, che va centralmente a cercare Prezioso, il quale viene anticipato. Poi Colarusso copre bene la sfera sull'auto di sinistra e prova a imbeccare in verticale Manelli, il quale viene ancora anticipato. Ancora Di Noia. Buono l'intervento di Ventrella in anticipo. Poi in bastoni, che allarga per il numero 5, che ha spazio anche per salire. Prova la verticalizzazione, chiuso però, si deve ricominciare da Aiello. Salvatori. In bastoni. Allarga per Di Noia. Ancora largo per Martucci, che fa partire un traversone respinto, fallo laterale. Rimessa in gioco con le mani, battuta verso il centro, De Paulis in anticipo, svirgola, calcio d'angolo in favore del Virtus Boccea. Battuto corto su Imbastoni, che può alzare questo pallone verso il centro sul secondo palo. Conclusione lontanissima dalla porta di Gerardi. Pericolo sventato dunque per la difesa del V3, che rimane in vantaggio dopo 36 minuti di questo secondo tempo. Un cambio ora con Procario, che abbandona il terreno di gioco. Al suo posto il numero 15 Peschiaroli. Lungo coi piedi Gerardi, l'anticipo di testa di Imbastoni, poi pallone che sfila e la rimessa laterale sarà per Di Noia, che batte proprio verso il numero 8, recuperata però la sfera, Manelli prova ad andare via a Cesarei, sono in due ora su di lui. Manelli non riesce a superare il diretto avversario, perde la sfera e dunque dà agli ospiti la possibilità di ripartire con Martucci, che prova a cambiare gioco, male però, controlla Rossi, corto per Sigillino, in verticale ancora per Colarusso, che va via bene ad un avversario, il pallone sul sinistro, potrebbe pensare alla conclusione, da dietro arriva il neo entrato Peschiaroli, che si prende anche il cartellino giallo.
Sul punto di battuta c'è proprio Colarusso. 4 in barriera. Il mancino di Colarusso non la blocca. Sì, in 2 tempi il portiere. Poi in Bastonia, spazio per andare. Si ricuce la linea difensiva del V3. Salvatori allarga sulla sinistra per il numero 16 che crossa sul secondo palo. Muroni è in anticipo sul suo diretto avversario, non se la sente di lasciar sfilare il pallone, guadagna un calcio di punizione. 6 più recupero alla fine. Match accesissimo e non affatto chiuso. Si gioca in 10 contro 9, ricordiamolo. Pallone lungo di Gerardi. Il colpo di testa di Colarusso è entrato bene in gara. Poi in Bastoni. C'è un compagno sulla sinistra. Preferisce andare centrale da Salvatori, che poi allarga il gioco sulla sinistra. Controlla il 16, che alza la testa, mette questo traversone. Gerardi interviene, sfera ancora pericolosamente al limite dal centro dell'area. Non arriva nessun fischio da parte del direttore di gara. Cervelli allontana Manelli contro un avversario, alla meglio il difensore che poi scarica. Manelli non smette di pressare, ma se la cava la difesa. Poi De Paulis ci mette la testa. Muroni allontana ancora verso Stefano Manelli, che combatte con un avversario, viene chiuso, va giù, calcio di punizione immenso. Manelli. Va Colarusso col mancino, tocca corto per Sigillino, che vuole portare il pallone sulla bandierina, attaccato da 2 avversari, viene strattonato, calcio di punizione nuovamente per il V3. Manelli è andato a prendersi il pallone per battere questo calcio di punizione, molto presumibilmente tenterà la botta diretta verso la porta. Parte Manelli, rasoterra, pallone che non va, troppo lontano dal palo. C'è tempo per un ultimo cambio nelle file del V3 Roma Team. Fa il suo ingresso in campo il numero 17. Della squadra di casa, Nicola Sigillino. Abbandona il terreno di gioco Manelli. Grande gara di sacrificio per Stefano Manelli, che ha tenuto su il reparto offensivo dei suoi, anche nonostante l'inferiorità numerica. Rossi interviene in fallo laterale. Virtus Boccea che prova gli ultimi affondi prima della conclusione della gara. Salvatori
fa partire un cross verso il centro, in anticipo c'è Murano che chiude, poi Muroni, scusate, chi chiude? Poi fallo commesso dal numero 2, calcio di punizione. Battuto all'indietro, in bastoni, per Prezioso, che alza un pallone incomprensibile a cercare un compagno, sarà rimessa dal fondo. Ultimo giro d'orologio prima che il direttore di gara comunichi l'entità del recupero. V3 che difende ancora l'1-0 realizzato da Cervelli con un colpo di testa su calcio di punizione. Gara giocata per gran parte in inferiorità numerica. Pallone ora sulla destra per Rossi che ha campo per andare, controlla, c'è Ventrella in suo supporto, vuole la bandierina il numero 3, diventano 2 ora gli avversari su di lui. Copre la sfera il terzino destro, poi Ventrella ancora a combattere, tutto regolare per il direttore di gara, sfera recuperata però dal Virtus Boccea che può andare con Prezioso che è a campo. Interviene Cervelli che si prende gli applausi dei compagni, poi ancora Virtus Boccea in avanti però con Martucci che mette un traversone verso il centro, allontana la sfera De Paulis, ancora Dinola. Fuori gioco di rientro da parte di Martucci che non è d'accordo con la decisione dell'arbitro, ma è arrivato il fischio del direttore di gara che non ha ancora comunicato l'entità del recupero. Ora probabilmente andrà anche a rimproverare e a tenere calmo l'animo di Marcucci che protestava per la decisione dell'arbitro. Qualche parola da dire anche all'allenatore del V3 e ora viene autorizzata la ripresa del gioco con il lancio lungo verso Luca Sigillino, anticipato però da un avversario, la mette a terra Salvatori che prova ad allargare sulla destra dove si fa vedere Di Noia, pallone in avanti, ancora Muroni in fallo laterale. È più dietro, controfallo. Ancora controfallo. Un'altra ingenuità degli ospiti che dunque perdono nuovamente la possibilità di usufruire di una rimessa laterale che viene ora battuta dalla squadra di casa in verticale verso Luca Sigillino che non riesce a controllare. Allora nuovamente Virtus Boccea in possesso, pallone per Imbastoni che va via bene, si trova al limite dell'area il numero 8, prova ad aprire il gioco dall'altra parte, la sovrapposizione di Noia che non viene servito, parte invece il traversone, Ventrella svirgola, poi Luca Sigillino controlla, all'indietro, perde la sfera, possibilità di concludere per Paradiso, la deviazione per Prezioso, scusate, sarà calcio d'angolo. Corner ancora in favore del Virtus Boccea, pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Ventrella ad allontanare, sarà ancora corner però. Pallone ancora sul secondo palo, il colpo di testa che non arriva, la sfera termina sul fondo, si riprenderà con una rimessa dal fondo, 2 uomini a terra in area di rigore, si è rialzato quello della squadra ospite, ora si rialza anche De Paulis che ha dato veramente tutto, giocando una gara probabilmente perfetta, nonostante non fosse nell'11 di partenza fino a pochi minuti prima dell'inizio della gara. Poi il colpo di testa verso Imbastoni che verticalizza verso
ancora Prezioso che scarica su Salvatori. Si muove tra le linee il 10 che poi allarga sulla destra dove si fa vedere Di Noia, vince un rimpallo ma c'è ancora De Paulis, atterrato anche da un intervento di un avversario. Sarà calcio di punizione per il V3 Roma Team, c'è ancora da giocare secondo l'arbitro però. È in corso il 49esimo minuto di questo secondo tempo. Siamo alle ultime battute della sfida tra V3 Roma Team e Virtus Boccea. Pallone lungo in verticale, il colpo di testa. Poi c'è Lorenzo Sigillino che controlla la sfera. Gioca all'indietro su Ventrella che va dall'altra parte. C'è un colpo di testa, pallone che sta per terminare in calcio d'angolo. Poi interviene il portiere che gioca pericolosamente lì. Ma finisce ora la sfida, finisce 1-0, una sfida tiratissima, un risultato combattutissimo per il V3 Roma Team che si riporta in vetta al girone D del campionato di seconda categoria salendo a quota 42 punti.